Oggi la canzone napoletana ed il cantare in napoletano è portato avanti da tanti interpreti per l'Italia e per il mondo. Ma chi erano gli interpreti del secolo scorso? Scopriamolo insieme. Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti delle gloriose audizioni di Piedigrotta e dei festival di Napoli. Dei cantanti conosciuti grazie ai vinili a 78 giri e le copielle, fino ai programmi radiofonici e televisivi nazionali. Per intenderci, l'internet dell'epoca. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Perché queste date precise? Perché prima del 1900 non esistono registrazioni audio e dopo il 1965 la canzone napoletana ha perso un pochino la sua continuità, forse grazie ad una globalizzazione commerciale e discografica. Qualcuno potrà dire ma non li conosciamo, ma se non ve ne parlano come potete conoscerli? Questa puntata è dedicata alla regina degli emigranti, Gilda Mignonette. Al secolo Griselda Andreatini, Gilda Mignonette nasce a Napoli il 1 aprile del 1890. Con enormi sacrifici dei genitori, inizia a studiare canto e debutta nel mondo dello spettacolo prima come ballerina e attrice e, in un secondo momento, come cantante. Il nome d'arte di Mignonette, al principio con 2 N, le viene dato dal suo maestro De Gregorio, in onore della famosa chanteuse ungherese Mimì Mignonette. Gli inizi della carriera a Napoli sono molto difficili, a causa del gran numero di cantanti che vi era all'epoca. Inizia a viaggiare e fra il 1910 e il 1911 ottiene le prime affermazioni in Spagna, Ungheria, Russia e Argentina, dove torna nel 1915, accolta con grande successo. Nel 1920 debutta nella compagnia di Raffaele Viviani, nella commedia Lo Sposalizio, interpretando il ruolo di Carmelina stiratrice. Nello stesso anno, con Mario Mari, Gigi Pisano e Cesare Faras, fonda la compagnia Rosea e debutta al Teatro Umberto con la rivista Tutti in Cupola. Nel 1923 firma un contratto con la Phonotype per le incisioni di 31 canzoni. La svolta avviene nel 1924, quando entra nella compagnia di Roberto Ciaramella e Silvia Coruzzolo. Parte con loro per una tournée in America. Su consiglio di Ciaramella e nella sua piena maturità artistica, cambia il repertorio e da quello brillante di canzonettista eccentrica del varietà passa a quello melodico e drammatico. Già dai primi concerti la scelta si rivela giusta e ottiene un grandissimo successo, diventando una delle cantanti più acclamate e richieste. Conosce l'impresario Feliciano Acierno e dopo qualche anno ne sposa il figlio Frank. Da questo momento la sua vita è fatta di continui viaggi tra l'Italia e l'America. La fama internazionale di Gilda Mignonette è legata alle canzoni degli emigranti, in particolare a 2 brani, di cui non è stata la prima interprete, ma per i quali ha avuto il merito di averne intuito le enormi potenzialità. A Cartolina Napoli e Connola senza mamma. Le sue incisioni, fra le più vendute del mercato discografico americano, ancora oggi sono un punto di riferimento per tutti i cantanti. Durante la guerra l'attività artistica rallenta, ma riprende nel 1947, con concerti a New York e tournée in Sud America ed Europa, e nel 1949 torna a Napoli, dove tiene memorabili concerti alla Sala Roma. Nel 1951 decide di effettuare a Napoli 6 incisioni e chiede a Giuseppe Cioffi di formare l'orchestra e allestire la sala di registrazione. Terminate le incisioni, a fine settembre, la Mignonette torna a New York per far stampare le canzoni e fare un regalo ai suoi fan americani. 2 anni dopo decide di tornare definitivamente a Napoli e per salutare la comunità italo-americana organizza un concerto d'addio previsto per il 22 marzo del 1953 all'Accademia Musicale di Brooklyn. Ci furono 50.000 prenotazioni, ma pochi giorni prima del grande evento, la Mignonette cadde e si fratturò la gamba sinistra. L'incidente fece rimandare il concerto al 17 maggio.
In quell'occasione dovette presentarsi al pubblico su una sedia a rotelle e non poté dare sfoggio di tutto il suo ricco guardaroba. Il 27 maggio del 1953 si imbarca sul transatlantico Homeland per tornare definitivamente a Napoli. La regina degli emigranti, o la Carusiana, così definita perché ritenuta l'artista femminile pari al grande Enrico Caruso, muore in navigazione a solo 24 ore da Napoli, al largo di Algeri, l'8 giugno del 1953, a causa di una cirrosi epatica. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Per chi ne ha fortuna, vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori informazioni su questa grande artista, vi invito a leggere il libro Napoli-New York solo andata del 2007, scritto da Antonio Sciotti. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. Meno male che c'è internet. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. L'interpretazione potrà sembrare un po' diversa rispetto a quella attuale, ma questa è la forma originale degli interpreti dell'epoca. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! Più vicino da sento, chissà chi stupendo, tu a chi pensa, t'appaia. Tu mi misi in nemmeno, nuvoleno che dolce, non mi pesa sta croce, sta trascina, ti chiama, t'ho vedo, t'ho sento, t'ho sonno, e non ti penso che non costoia, non vanno più pace e cammina, ma non caccia dov'ato, chi sto sempre ubriaco e non beva mai vina. Ha già fatto una muta a Madonna d'Areva, si mi passa sta freva, ora è perla, Cavaglia, ti chiama.